Oggi parleremo di prati. Sono qui insieme a Diego, che è un tecnico esperto della GeoGreen e ci fornisce concimi e ci fornisce sementi da prato. È tra le aziende migliori che ci sono nel panorama nazionale ed internazionale. Sono un tecnico del tappeto erboso, offro consulenza sia all'azienda GeoGreen che alla maggior parte dei produttori di prato del Veneto. Facciamo alcune domande a Diego per capire bene cosa fare nell'imminenza della primavera. Uno degli argomenti principali che mi sembra di capire che ci chiedono sempre è come fare a togliersi il problema del muschio nel giardino e se è una delle operazioni da fare in primavera. Parliamo del tappeto erboso all'uscita dell'inverno. Intanto controlliamo se abbiamo il problema del muschio, che è un problema comune all'uscita dell'inverno. Certo. Questo muschio dobbiamo eliminarlo e capire anche perché si è formato. Cominciamo con la prima fase. Eliminiamolo. Per eliminare il muschio è molto semplice, si distribuisce del solfato di ferro, solfato ferroso, e si attende un paio di giorni per aspettare che questo muschio secchi e diventi e muoia. E diventi di facile asportazione, Sì, con rastrelli. me ne accorgo perché diventa scuro, giusto? Diventa Quindi, scuro. quando diventa scuro sono pronto a toglierlo in maniera molto rapida. Sì. Dopo che l'ho tolto, cosa devo fare? Devo, se non capisco male, devo rimuovere le cause che hanno generato il muschio, altrimenti tolgo il muschio ma rimangono le cause. Normalmente il muschio si forma perché il terreno non è fertile, ha poco concime o poco, è stato concimato con concimi che cedono velocemente e non rimangono nel terreno, e il terreno è anche un po' pesante, compatto, c'è poco scambio, un terreno poco fertile. Quindi devo agire sulla struttura del terreno e anche sull'alimentazione che do al terreno. Sì. Quindi per agire sulla struttura del terreno, cosa devo fare successivamente alla eradicazione del muschio? Noi dobbiamo favorire il drenaggio, in maniera, ci possono essere vari sistemi. Lo agevoliamo il drenaggio in maniera meccanica, quindi con delle bucature. Sì, con delle bucature che possono essere manuali con una forca classica adatta, anche una forca da vango va bene. Sì. Possono essere meccaniche con la bucatrice a noleggio, le carotatrici, che tolgono il cilindretto di terreno e lasciano il foro. O le bucatrici anche ci sono. O ci sono le bucatrici, ci sono anche bucatrici che non tolgono il terreno ma fanno solo dei buchi. Quindi io avrò il mio terreno tutto bucato e una volta che il terreno è bucato cosa devo fare? Allora, se abbiamo la possibilità, distribuiamo della sabbia silicea, mi raccomando, sabbia silicea da tappeto erboso. Non è quella da edilizia, è una sabbia silicea che si trova in sacchi nelle rivendite specializzate. Sì. Una volta che io ho riempito questi fori con la sabbia silicea, cosa devo andare a fare? Ho tolto il muschio, ho creato una struttura migliore, devo andare a modificare un'altra causa che è il pH, mi sembra di capire. Sì, modifichiamo il pH. Per innalzare il nostro pH, che il solfato di ferro ha contribuito ad acidificare. E che non va bene. E non va bene perché è un cane che si morde la coda. Possiamo distribuire dei prodotti a base di calcio. Il calcio normalmente alza il nostro pH. Sì, e noi questi prodotti li abbiamo come GeoGreen. C'è il Kakiker, è un prodotto complessato a base di ossido di calcio, quindi è un prodotto legato a delle sostanze organiche e a del calcio che va distribuito nel terreno liquido. È facile distribuire, cioè lo devo diluire dopo una pompa a spalle? Si diluisce anche con un semplice innaffiatoio. Ok, quindi ci sarà una percentuale da diluire e poi vado dove ci sono tutte la zona del muschio, che ho praticato le forature, vado a distribuirlo nelle quantità indicate. Se io faccio questi 3 passaggi dovrei creare le condizioni perché questo non si ripeta, o perlomeno se tu non mi insegni male dovrò tenere sotto controllo la situazione per eventualmente ripeterla in un momento successivo. Se il nostro terreno è un terreno tendenzialmente acido, noi dobbiamo questa distribuzione di prodotti a base di calcio che tengano il nostro pH in un livello ottimale perché ci siano tutti gli microelementi del terreno disponibili nel nostro tappeto erboso, per le piante, dobbiamo sistematicamente distribuire un prodotto che ci porti a un livello ottimale. Quindi vuoi dirmi che nella fase iniziale che ho, diciamo in prossimità della primavera, faccio un primo intervento e dopo in base a com'è l'andamento eventualmente ripeto questo trattamento a base di questo concime particolare che va a riequilibrare il pH, giusto? Solitamente se noi vogliamo contrastare il muschio, conviene fare questo trattamento a base di calcio prima dei periodi in cui il muschio si forma, che solitamente sono quelli invernali, i periodi più piovosi. Quindi vuol dire che possiamo anche lavorare
in anticipo sulle zone che so che sono... Dobbiamo, diciamo, perché okay. è inutile che lo togliamo dopo, ma se noi non lo vediamo diciamo che se io ho a cuore il mio giardino e so quali sono le zone dove ristagna di più l'acqua, che sono un po' più compresse come terreno, so in anticipo cosa devo fare per evitare che mi si formi il muschio, perché magari so già che là mi si è formato, là dall'altra parte. Certamente, chi conosce il proprio giardino sa i punti critici. Bene. E in quei punti deve intervenire con prodotto a base di calcio, tipo il Kakiker, sì. che aiuta sia il drenaggio, perché diciamo è un drenaggio non meccanico come le bucatrici, sì. ma è chimico, e favorisce anche la degradazione del feltro, quindi fa una sfeltratura chimica perché degrada il feltro e fa sì che l'acqua sì. penetri con facilità. Sono prodotti inquinanti, sono prodotti che fanno parte di una linea green, Sono un classico concime naturale, a base di calcio, nulla di nessun fitofarmaco, insomma. Bene, allora questa è la prima pillola di informazioni che abbiamo voluto darvi. A questo punto, ragazzi, buona foratura e buona colta del muschio. Ciao a tutti e alla prossima.